L'abbiamo annunciato, siamo qua, Villaggio Perla con Adriano Bellan, artista di questo bellissimo presepe. Da dove nasce questa idea, Adriano, di fare praticamente prendere il borgo di Oca e farlo come riferimento per la natività? Nasce perché ogni anno prendiamo un posto un po' caratteristico del nostro comune, no? E quest'anno avevo pensato alla piazza di Oca, tutto lì. Ecco, noi stiamo confrontando la foto presa da Google Maps ed è effettivamente fedelissimo. Quanto tempo ci hai messo a farlo? 2 mesi circa. Allora, noi stiamo osservando tutte le caratteristiche particolari di questa. Qual è stata la cosa che più ti ha fatto penare per farla uguale e fedele? No, per farla uguale, perché è un lavoro che siccome è tutta faccia vista. Allora, dicevi che è tutto in polistirolo, però col cutter fai tutte queste scanalature. Esatto. E dopo per fare le pietre, no? Prima si passa, vedi, fai le commissure con il grigio, no? Che dà il senso del calce, no? E per le pietre io parto da una tinta base e ne faccio 4-5 dopo, perché se fai tutta una tinta è una roba troppo perfetta, vedi tu? Che invece le varie sfumature... c'è proprio l'effetto usura del tempo. Esatto, che dà le varie sfumature alle pietre, no? Ecco, qua siamo nel retro, effettivamente è tutto finito. Guarda la chiesa come l'ha rifinita perfettamente. Ma dopo queste opere qua dove le porti? Una volta finito il Natale? Tutte le altre avremo consegnato al parroco ai proprietari delle ville che ho fatto, li abbiamo consegnati tutti. Li abbiamo regalati e loro se li ottengono per infatti ricordo. L'ho visto a Casen, esatto, in Chiesetta, a Danichetti, la Villa Possato, uccellatori, li abbiamo regalati in poche parole a tutti quanti. E quindi questo giro lo regalerete al comitato? Al comitato, perché loro quel giorno che abbiamo inaugurato stanno valutando un posto da metterlo per averlo sempre fisso, in poche parole, che si possa vedere. Ma cioè veramente vi facciamo notare che qua siamo dietro, quindi ha fatto veramente in 3D tutto, non solo in 2D che si veda solo davanti. Ecco, ci faceva notare che il campanile ha 3 facciate, quindi qua siamo alla parte, diciamo, est o ovest, e qua è davanti ed è diverso. Dietro ha 2 cose solo qua, quindi è proprio fedelissima alla ricostruzione. Nell'originale, e qua è fatto rigorosamente in scala, la chiesa di Oca non è simmetrica, ma tende a essere tipo una barca. Il comitato Perla augura buone feste e naturalmente noi facciamo i complimenti a Adriano Bellan con berretto, anche perché c'è un po' di freddo. e grazie Adriano. Grazie a te.